Passano per gli uffici di Padova dell'azienda Zero le decisioni su come spendere al meglio i 9 miliardi di euro della sanità veneta. Nel palazzo semicircolare, ex banca commerciale, tra via Ugo Foscolo e Corso del Popolo, si è insediata da pochi giorni la neodirettrice della struttura strategica e amministrativa della sanità regionale. È stata pensata Azienda Zero come una holding che sgrava di attività, quindi di carichi di lavoro, le aziende territoriali e queste appunto quindi sgrava di attività, concentriamo le risorse, ottimizziamo i tempi, evitiamo i doppioni e utilizziamo al meglio queste appunto risorse impiegandole nell'assistenza. L'azienda Zero ha eliminato i doppioni come gli ex 23 uffici concorsi, i 23 uffici tecnici, i 23 uffici legali. Ci sono in vista importanti revisioni di spesa come la gara di appalto del sistema informatico ospedaliero, quella per la gestione del calore in ospedali, distretti sanitari e uffici delle ULSS venete, il controllo della qualità della nostra sanità e i concorsi come quello molto atteso degli infermieri. Risparmi ci sono già stati dimostrati anche nell'espletamento di gare a livello centrale, centralizzato, quindi le economie di scala ci sono sicuramente. Obiettivo comunque è quello di utilizzare nel sistema al meglio le risorse e accentrando le professionalità specifiche. Molti uffici che oggi sono a Venezia troveranno posto a Padova, nella Casa Rossa dell'ULSS dietro la stazione, oggi in restauro. Ospiterà i servizi sanitari di Azienda Zero. Azienda Zero, oltre ai servizi tecnici amministrativi, infatti ha in organico delle unità operative dei servizi sanitari